Buongiorno a tutti, lanciamo una sfida e vediamo chi accetta. Ok, ci ha accettato un giocatore con 1900 punti statunitense. Vediamo cosa succede. Gioco cavallo F3, D5, D4, traspongo in D4, gambetto di donna, come la serie di Netflix. Ok, sviluppo i due cavalli, vediamo, ok, la Janowski. Va bene, adesso catturiamo e mettiamo l'alfiere in G5 dopo e per D5. Questa è una struttura Karlsblad. C6 e 3, una struttura Karlsblad dove lui ha giocato a 6. La struttura Karlsblad si ha nel gambetto di donna con l'inserzione di queste mosse. Va bene, alfiere G4 mi ha giocato. Adesso giochiamo un piano interessante, giochiamo alfiere di 3. Allora, potrei provare a giocare H3, ma non so. Ok, alfiere B4 strana. Gioco donna C2, ecco la mia tesi, che è una tesi che a volte ha provato a seguire anche Alfa Zero, che alfiere per F3, G per F3 potrebbe essere beneficioso per noi come cambio, perché poi magari arrocchiamo lungo. Va bene, adesso gioco cavallo E5, occhio non ha cambiato il cavallo, quindi questo alfiere è un bersaglio, è un target, e ora posso giocare la formazione Pillsbury. Vediamo se qua riusciamo a ottenere una buona posizione. Ok, qua ho giocato donna A5, e adesso potrei giocare cavallo per D7, cavallo per G4, potrei giocare o potrei anche arroccare. Perché non prendersi la coppia degli alfieri, no? Uno potrebbe dire. Andiamo a prendercela? Beh, alla fine in questo gioco bisogna fare qualcosa anche velocemente, no? Perché sennò si perde di tempo. Ora gioco H3, poi arrocco corto e sono pronto. Arrocco corto e penso che il bianco stia meglio qua. Ora ho tanti piani, un piano potrebbe essere questo, un altro piano può essere A3 perché voglio giocare magari, ok, a questo punto gioco B4, potrei giocare, no, un piano dell'attacco di minoranza, anche se in questo momento magari è un po' difficile da realizzare. Va bene, adesso okay, sto giocando in modo strano. Giocando in modo strano perché ho dato l'alfiere, perché ho paura di G5 alfiere G3, no? Che mi cada, però a questo punto penso di avere un vantaggio senza rischi, perché ok, a questo punto metto il cavallo in C5, il pedone in A6 è debole, qua deve stare meglio il bianco perché attaccherò C6, no? Il bianco deve avere una posizione preferibile. Ok, qua a questo punto il pedone ci è inchiodato, si è autodistrutto. Qua adesso stiamo meglio. A questo punto torre per A1, torre per A1. Adesso attacchiamo il pedone in C6. Qua non so cosa voglia fare. A questo punto potrei giocare torre A7, no? E continuare l'attacco. Qua potrei sviluppare un attacco decisivo in breve. Giochiamo torre A7, attaccando la donna. Su donna B8 gioco donna E7, attacco F7. La posizione nera starebbe collassando, no? Perché lascio l'alfiere in presa ma minaccio matto. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Qua non riesco a vedere. Ok, a questo punto minaccio matto, ignoro l'alfiere perché è una minaccia più grande. Se cattura l'alfiere, donna per F7, raccolto donna per G7 matto. A questo punto dovrà difendersi, presumo, e a questo punto prenderò in C6, avrò due pedoni in più che andranno a donna. Sì, ora penso che sia questione di poco tempo prima che il bianco vinca. B5 con vari pedoni in più, torre A8 per cambiare pezzi e il pedone è difeso. Donna per B4 non era possibile, abbiamo vinto la partita. Probabilmente non abbiamo giocato nel modo più preciso, ma probabilmente qua c'era di meglio, ma poi ho giocato una mossa qualunque. Probabilmente qua era meglio giocare F4 con un centro massiccio, poi arrocco H3, il bianco deve stare molto meglio. Sì, qua ho semplificato un po' la posizione, forse qua potevo tornare in G3 prima di giocare a 3, così l'alfiere è una questa ritirata, mantengo la coppia degli alfieri, qua è un grande vantaggio, ma anche qua mi piace perché qua a questo punto voglio mettere il cavallo in C5 e giocare a 4 B5 completando l'attacco di minoranza, piccolo vantaggio ma senza rischi. C6 è debole, qua 5 l'autodistruzione. Spero che questa partita sia piaciuta, spero che sia istruttiva e ci vediamo presto con un altro video. Alla prossima!